Ok. Diciamo che possiamo cominciare con il primo punto, che è il rendiconto della gestione 2020, che sicuramente è quello più corposo come materiale, quindi lascio la parola direttamente all'assessore. Buonasera a tutti. Prima ancora di parlare del rendiconto di gestione vorrei solo darvi un aggiornamento in merito al PEF 2021 Tari. Ad oggi, nonostante i solleciti degli uffici sia al Consiglio di Bacino che ad ASVO, non abbiamo ancora ricevuto il PEF. Il Consiglio di Bacino preannuncia che ci sarà una assemblea a fine maggio, quindi vi dico già i tempi sono lunghi, a fine maggio, dove verrà approvato il PEF 2021, ma la sorpresa è che verrà anche riapprovato, pare, il PEF 2020, perché a seguito di ulteriori indicazioni di ARERA, il PEF 2020 pare subirà ulteriori modifiche. Questo è quello che noi sappiamo come comune, nonostante i nostri solleciti, ed era giusto che vi informassi. Quindi noi prima di fine maggio non abbiamo un documento ufficiale. Passo al rendiconto gestione del 2020, facendo una sintetica premessa. Cerco di essere il più sintetica possibile proprio perché gli argomenti all'ordine del giorno oggi sono tantissimi, il rendiconto è già di per sé corposo. Il 2020, come sapete, è un anno che si caratterizza non solo per le elezioni comunali con l'insediamento della Giunta a fine ottobre, ma è anno caratterizzato dall'emergenza Covid. L'emergenza Covid si riscontra in moltissimi aspetti, ma soprattutto ha impattato in maniera significativa e continua ad impattare anche sull'organizzazione del lavoro interna del comune, creando dei carichi di lavoro proprio connessi all'emergenza Covid su alcuni uffici. Faccio riferimento ai servizi sociali, alla ragioneria e ai lavori pubblici e mi spiego. Servizi sociali, lo sapete, l'abbiamo visto già anche negli altri precedenti consigli, quanto impegno c'è stato dei servizi sociali nel gestire i fondi di solidarietà alimentare nel corso del 2020. E adesso sta gestendo anche la seconda tranche di fondi alimentari nel 2021 e a fine aprile incominceranno quindi a corrispondere anche la seconda tranche. Solo per darvi un'idea, sono già pervenute per questa seconda tranche 80 domande ai servizi sociali e ne hanno già esaminate 50. Questo per rendervi, come dire, partecipi del lavoro che stanno facendo. Ma oltre a gestire i fondi di solidarietà alimentare, sapete che hanno gestito il bando del comune di Portogruaro di 50.000 euro a favore delle famiglie, un ulteriore contributo del comune di Portogruaro di 30.000 euro finalizzato all'acquisto di buoni spesa che li stanno distribuendo gradualmente nel 2021, oltre a un'altra serie di bandi legati al sostegno della povertà e anche povertà educativa e dell'abitare. Quindi la mole di lavoro dei servizi sociali 2020-2021 è veramente importante, ma l'attività del comune non è stata solo sul sociale, è stata e continua ad essere un'attività importante a favore delle imprese. Oltre al bando di 150.000 euro dell'anno scorso a favore delle piccole imprese di natura commerciale, ricordiamo che il Comune nel corso del 2020 ha concesso degli importanti sconti tari, azzerando la quota variabile e per moltissime attività azzerando anche la quota fissa. Anche questo ha implicato un lavoro per gli uffici perché hanno dovuto rifare tutti i conteggi e procedere in alcuni casi anche ai rimborsi. Gli uffici comunque sono stati impegnati anche nel gestire e accogliere le domande per l'ampliamento dei plateatici dei pubblici esercizi. L'attività di aiuto alle imprese ovviamente prosegue nel 2021. Sapete che abbiamo fatto il protocollo d'intesa con i consorzi per facilitare l'accesso del credito alle piccole e medie imprese e a maggio è nostra intenzione di pubblicare il bando a favore delle piccole imprese sia artigianali che commerciali per i quali abbiamo già stanziato i 160.000 euro e se il Consiglio lo approverà lo incrementeremo a 260.000 euro. Perché dico che il Covid ha impattato anche sui lavori pubblici? Ha impattato perché i lavori pubblici sono stati chiamati a gestire tra luglio e agosto tutti degli interventi sui fabbricati scolastici per renderli come dire, compatibili alle nuove norme Covid, rigestendo spazi interni ed esterni, oltre a proseguire tutti i lavori di pubblica edilizia che aveva già intrapreso, dai lavori antisismici sugli edifici scolastici ai lavori di manutenzione piscina Villa Martinelli e realizzazione percorso pedonale in Viale Matteotti. Questo per dirvi che 2020 e 2021
2020 è stato un anno impegnativo e anche il 2021 per la mole di impegni, di scadenze e anche di cambi normativi è un anno complicato. Passiamo comunque al rendiconto 2020. Vi cito i dati principali per poi entrare nel dettaglio in base alle vostre richieste di chiarimento. Il fondo cassa al 31/12/2020 è in miglioramento, ammonta a 13.644.000, quindi miglioramento rispetto all'anno precedente che era di 13.167.000. Il risultato di amministrazione passa da 8 milioni a 13 milioni e 15, di cui una parte accantonata sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità che per il fondo rischi di contenzioso. Vi sono inoltre vincolati 3 milioni 875, di cui una parte legata anche al fondone Covid e 518.000 euro di fondi destinati agli investimenti. L'avanzo libero ammonta quindi a 3 milioni e 100. I documenti che corredano il rendiconto sono molto dettagliati, ci sono tutte le informazioni possibili. Segnalo che per effetto del Covid alcune voci di entrata hanno subito un calo, faccio riferimento alla tassa occupazione suolo pubblico, piuttosto che l'imposta di pubblicità e anche alle entrate per illeciti e violazione del codice della strada. Forse questa è la voce che più ha risentito di una contrazione che da 700.000 è passata a 440.000 euro. Anche dal lato delle spese si sono viste delle variazioni. Il contenimento di spese tutte legate al mondo della cultura, dal teatro agli eventi, e l'incremento invece di altri costi legati al Covid, quali la mensa e anche l'area sociale. Questo per dare una panoramica assolutamente sintetica di quello che è il 2020. E io ho concluso, non so se il dottor Dati vuole aggiungere qualche cosa o se volete voi cominciare a chiedere chiarimenti. Posso rispondere alle domande per l'inquadramento? Sì. Ok, probabilmente, perfetto, aspettiamo. Allora, probabilmente integriamo con le domande, se i consiglieri hanno già delle domande. Scusi, Presidente. Prego. Ho sentito nella breve relazione introduttiva dall'assessore Salvador che trapela un po' di preoccupazione rispetto ai mancati incassi, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni amministrative meglio conosciute come multe. Volevo sapere, ma di quanto siamo sotto le previsioni in percentuali rispetto all'incasso delle sanzioni amministrative? Grazie. No, e diciamo che erano state riviste. Il tema è che con il lockdown del 2020, severo da marzo a giugno, c'era stato ovviamente un conseguente calo di elevazioni di sanzioni e passiamo, se non sbaglio, dal 2019 da 700.000 euro a 440.000 euro del 2020, ma legato proprio a questo periodo di lockdown del 2020 che è stato particolarmente rigoroso. Ecco. Rigoroso e lungo. Sì. Qualche altra domanda? No? Altrimenti allora, se il dottor Dati ha qualcosa da aggiungere, se no io dico che... No, ci sono. Io Presidente. Prego. Sì, no, la relazione dell'assessore è stata imprevedibilmente sintetica, nel senso che, vabbè, magari presupponeva il fatto di una lettura previa del documento, e d'accordo, e quindi no, io volevo fare una domanda, una legata alla dinamica delle entrate tributarie. Vorrei capire le entrate tributarie che dinamica hanno avuto, naturalmente tenendo conto che siamo stati siamo nel bel mezzo di una emergenza sanitaria e sociale, e soprattutto sono intervenute anche norme di rango statale che in qualche modo hanno rivisto o ridimensionato questo aspetto.
Poi la seconda cosa, non lo so voi, ma a me ha impressionato un po' l'avanzo di amministrazione nella parte disponibile, impressionato positivamente, nel senso che mi pare di poter dire che possiamo contare su 3.106.000, dico bene, Assessore, ecco. E allora qua si pone il problema, di quale sia stato il driver, la determinante di questo importo così cospicuo, che si parla dell'importo cospicuo, e se in qualche misura ha contribuito a questo avanzo di amministrazione anche il fatto, o di parte disponibile, che ci sono delle risorse magari provenienti da misure altre di rango europeo o di rango statale, che in qualche modo non sono state impegnate o impiegate nell'esercizio. Magari dico una cosa non corretta, ma mi è sorto questo dubbio, allora io lo propongo all'assessore. Ecco, e terza domanda, se vi sia già un orientamento, visto che il quadro è questo, della parte disponibile, rispetto ad eventuali azioni nel brevissimo breve che possono essere attivate anche, non soltanto, ma anche in ragione dell'emergenza sociale o socio-economica che stiamo vivendo. Mi pare che qualcosa abbia detto lei nella relazione iniziale, soprattutto per quanto riguarda le imprese, ma volevo capire un attimo. Poi sarebbe interessante comprendere la misura, se fosse possibile, delle risorse che provengono dal livello statale e sono collegate alla emergenza sanitaria e sociale. Ecco, e la misura dell'assorbimento e dell'impegno di queste spese nella comunità, secondo la missione e la finalità che lo Stato ha come dire, definito rispetto all'impiego e all'impegno delle risorse stesse. Ecco, per il momento mi fermo qua e ringrazio per l'attenzione. E allora parto dall'ultima sua domanda. Allora, per quanto riguarda il fondone, sapete che stiamo parlando del fondone anno 2020 che ammontava indicativamente a 1.100.000. In parte ovviamente è stato utilizzato nel 2020 e come avanzo vincolato, perché nasce per fronteggiare l'emergenza Covid, al 2021 è pari l'avanzo ad 823.000 euro. Questo avanzo è in parte già stato impegnato nel bilancio previsionale del 2021, in parte per la maggiorazione Covid mense per 140.000 euro, per la linea di trasporto aggiuntiva che era stata introdotta a dicembre e per 200.000 euro per le imprese, per gli aiuti alle imprese. Oggi andremo anche a esaminare un'altra, come dire, la proposta, quindi l'applicazione dell'ulteriore avanzo pari a 100.000 euro, perché l'intenzione, ovviamente se viene approvato il Consiglio, è quello di rafforzare le aiuti alle imprese, rafforzando il bando e quindi incrementandolo di ulteriori 100.000 euro. Dopodiché verranno usate il fondone per far fronte anche alle spese di utenza di Via Verga, dello centro anziani che attualmente è utilizzato come centro di vaccinazione, e dai conteggi fatti residuano 293.000 euro, sempre del fondone anno 2020. Questi 293.000 euro dovranno essere ovviamente oggetto di confronto per capire come utilizzarli per far fronte alle esigenze sociali, alle problematiche anche giovanili che stanno emergendo e non ultimo anche eventuali maggiorazioni tari. Per questo sono partita in premessa dicendovi che purtroppo non abbiamo il PEF 2021, perché avessimo avuto il PEF 2021 avremmo potuto anche ragionare
su quali erano gli aumenti e se il fondone poteva essere adeguato anche per sterilizzare questi aumenti. Però diciamo che al momento attuale residuano di questo fondone più o meno 300.000 euro. Per quanto riguarda il fondone. Per quanto riguarda invece la domanda sulle entrate tributarie, l'aspetto sicuramente positivo è che non si registrano dei cali di entrate per quanto riguarda l'IMU. Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, dovremmo ovviamente monitorare l'andamento degli incassi nel 2021 perché ciò che è stanziato per competenza e non per cassa. Quello che si registrava e che avevo accennato nella breve introduzione è un calo del tassa occupazione di suolo pubblico, in parte tra l'altro sterilizzato dall'intervento dello Stato e dalla riduzione delle sanzioni per il codice della strada. Ok, vedo che non ci sono altre domande. Posso? Prego, consigliere. Allora, faccio una premessa, nel senso che mi sono collegato dopo la relazione dell'assessore di riferimento. E io credo che sia abbastanza difficile, già c'è difficoltà a entrare nel merito del consuntivo in questa modalità di discussione. Avrei parecchie domande e parecchi chiarimenti da chiedere. Intanto faccio una premessa. Diciamo che rispetto anche, stiamo parlando dell'ultimo bilancio riferito all'amministrazione precedente. E noi abbiamo vissuto, come posso dire, gli ultimi 5 anni con dichiarazioni, lo faccio come sottolineatura, con discussioni in riferimento all'avanzo di amministrazione. Il risultato di amministrazione, voglio dire, si ripete, costantemente dagli ultimi 5 anni. Rispetto alla impostazione della giunta precedente, che diceva che gli avanzi di amministrazione voleva dire non seguire i conti, non avere attenzione agli investimenti, in quanto se si produceva avanzi di amministrazione voleva dire che si aumentava la pressione fiscale senza ritornare ai cittadini i benefici, voglio dire, degli investimenti. Colgo l'occasione, come affrontando il 2019, che questo non corrispondeva esattamente a quello che è stato sempre detto, nel senso che gli avanzi di amministrazione registrati, e lo evidenzia anche la relazione dei revisori del conto, si attestano sostanzialmente sempre su circa 2 milioni di euro. Quindi gli avanzi che sono stati registrati non sono difformi dalle esperienze degli anni precedenti. Io mi auguro che la consigliera senatore chieda venia, nel senso che forse l'inesperienza ha portato a fare queste dichiarazioni. Vediamo il 2020, consigliere Bertocello. Prego? Vediamo il 2020? Parliamo del 2020. Okay. Parliamo del 2020, che ha registrato un avanzo di amministrazione, immagino che è stato detto già, disponibile di 3 milioni e rotti. Immagino anche che nelle delibere successive c'è già un utilizzo di circa 700.000 euro sull'avanzo registrato, quindi ormai c'è una discrasia tra l'approvazione del consultivo, voglio dire, e le stesse delibere che sono allegate. L'altra situazione che volevo evidenziare è quella che il comune non ha debiti, non ha mai avuto debiti, ma questo lo affronteremo magari in consiglio. Fatto sta che voglio dire, il fondo cassa è di
13.167.000 e poi ci sono tutti gli avanzi di amministrazione, tutti gli investimenti che si sono potuti fare, compresa la riduzione dei mutui, solamente perché le precedenti amministrazioni avevano prodotto avanzo di amministrazione che prima non si poteva utilizzare, e con le finanziarie successive, visto che parlando di estinzione di mutui dal 2016 si poteva estinguere senza penale, e questa estinzione è avvenuta per effetto degli avanzi di amministrazione dell'anno precedente, quindi di risorse che non potevano essere impegnate. Questi sono due argomenti. L'avanzo di amministrazione, come veniva declinato, la bontà dell'amministrazione e la bontà del bilancio del comune di Portogruaro, voglio dire, è ormai acclarata fino in fondo, se c'era bisogno di evidenziarla. L'altra segnalazione che voglio fare è che sempre nelle dichiarazioni programmatiche si è sempre sostenuto che non bisognava fare mutui, nel senso che non si doveva produrre debiti, e registro che anche recentemente è stato attivato un mutuo, seppur a tassi zero, per 1,2 milioni, che pesa sul bilancio 80.000 euro all'anno. Detto questo, che affronteremo magari, se ci sarà necessità, in un'altra commissione sempre sul bilancio, perché non si può esaurire una montagna di questioni in 2 ore, 1 ora e mezza, quindi poi chiederò all'assessore se c'è la possibilità di un aggiornamento. Comunque comincio a dire alcune cose. Ricordo, e mi auguro che questo venga fatto, e poi chiederò all'assessore se ci sono qualche normativa, entro il 31 maggio del 2021 l'ente dovrà certificare le minori entrate dell'esercizio rispetto al 2019. Vorrei capire dall'assessore che nel caso in cui si dovesse accertare che le somme riferite alle minori entrate fossero inferiori a quelle che ha destinato il governo, se ci sono dei rischi della riduzione dei trasferimenti. Questo è una... volevo capire se ci sono delle conseguenze future una volta che si dovrà certificare come sono state fatte le spese. Un altro quesito, perché mi è sfuggito, come lei saprà, il problema dei residui, quelli superiori ai 5 anni, che non ho avuto ancora il tempo, perché il Consiglio è il 29 e quindi non sono riuscito ancora a puntualizzare tutto. Quali sono le motivazioni, perché ne sono stati mantenuti i residui superiori ai 5 anni, quando la legge prevede che dovrebbero essere un po' più definiti. L'altra questione che volevo porre, vado a ruota libera perché purtroppo le cose sarebbero molte, il fondo pluriennale vincolato, come sa bene l'assessore di riferimento e anche il dirigente, serve per rendere, lo leggo, devo dire, dalla delibera di revisione del conto, per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di risorse. Ecco, io vorrei su questo, vorrei avere la possibilità di soffermarmi su questo, perché i residui che per legge il fondo vincolato che ci portiamo negli anni successivi, voglio dire, se non mi è sfuggito, dovrebbe essere meglio declinato e evidenziato, perché proprio è lo spirito del 118, insomma, che quando ha costituito il fondo pluriennale, di rendere, come dicevo prima, evidente il Consiglio, vuol dire quanto tempo ci è voluto, quali sono state le motivazioni per cui un determinato finanziamento non si è potuto realizzare, e quali sono, voglio dire, le motivazioni, perché altrimenti ci manca un pezzo. Voi pensate che noi abbiamo un fondo pluriennale vincolato all'1/1/2020 di 9.349.000, che sono quelli che si portano dietro degli anni anche precedenti.
E questa era una richiesta che volevo fare all'assessore. Una cosa che non mi è chiara, ma perché non ho finito di leggere la reazione dei revisori del conto, ce l'avete trasmessa oggi pomeriggio, questa mattina, il risultato di amministrazione, che nel 2018 era di 8 milioni e 2, nel 2019 8,5, nel 2020 di 3,015. Mi piacerebbe che il dirigente, in modo particolare, lo declinasse meglio le motivazioni, magari anche ci sono, ma la commissione serve anche per rendere dotto, voglio dire, i consiglieri che non hanno l'opportunità, voglio dire, di misurarsi con tutte le relazioni. Un'altra questione, io credo, se ho capito male, ma prima l'ha detto l'assessore al termine dell'ultimo suo intervento su sollecitazione del consigliere Terenzi, se non ho capito male, le entrate dell'INPS nel rendiconto 2018 non erano separate rispetto al recupero evasione e l'IMU degli anni precedenti. Questo invece si è articolato nel 2019 e 2020, perché sta che l'IMU del 2018 che è 6.031.000, nel 2019 5.225, però c'è IMU di anno precedente e recupero evasione di 1.263. Di fatto, se sommiamo i due, arriviamo nel 2019 a 6,5 con 500.000 euro in più, e questi 500 da 6,5 passiamo, voglio dire, se non leggo male, 600, 650, sommando nel 2020 5,269 e i 900 di recupero evasione e IMU anno precedenti. Se è così, vuol dire che nell'anno 2020 non è, almeno mi pare di capire, che l'IMU di per sé è rimasto inalterato. Abbiamo perso... L'ho detto prima nella sua introduzione, consigliere. Prego? Sì, chiedo scusa, no, sono arrivato in ritardo e quindi... Stiamo comunque sempre sui nominamenti. No, vabbè, come non detto. Per quanto riguarda i trasferimenti delle amministrazioni, non ho nulla, lo affronterò in un'altra maniera. C'è tutto un ragionamento da fare sul personale che io adesso non mi dilungo molto, nel senso che rispetto a tutti i vincoli che si sono succeduti dal 2014, che prima non si poteva assumere solamente il 100% del personale cessato, poi successivamente le assunzioni solo quelle che cessavano ma nel medesimo anno, poi è cambiato tutto, adesso mi pare che c'è la disponibilità di più di operare. C'è un'altra questione che la relazione della Giunta sulla gestione legata nel conto doveva essere un po' vuol dire informata, ma lo dicevo prima, sulla verifica dei crediti, dei debiti delle società partecipate. Qui si porrà un problema serio, nel senso che lo dice anche il revisore del conto, rispetto all'obbligo della pubblicazione nel sito internet, i revisori del conto dicono che è pubblicato solamente, manca l'Interporto SPA, la Fondazione Portogruaro Campus e il Polo Innovazione Strategica. C'è un problema che sul conto consuntivo non c'è il conto consuntivo della Fondazione Santa Cecilia. E su questo, siccome il consuntivo è già stato deliberato a marzo, se non ricordo male, vorrei capire quali sono le ragioni per cui, a differenza di tutte le altre società partecipate, questo bilancio non è stato trasmesso ai consiglieri, anche se io ho avuto modo di trovarlo nel sito, perché mi pare che il stato di gestione della fondazione sia di meno 114.000 euro. Ma questo è un problema, nel senso che sia sulla fondazione Santo Stefano, sì, scusate, Santa Cecilia, questo problema dovrebbe, o questa mancanza dovrebbe essere risolta.
Sul problema della policy interverremo in consiglio comunale, insomma, nel senso che c'è il bilancio, ma evidentemente è un bilancio che registra l'impossibilità di fare l'attività, forse anche se è maggiormente partecipata dalla campus, risulta le attività che la policy ha potuto fare in riferimento alle risorse che le sono state trasferite, io credo anche in mancanza di indirizzi precisi. Mi permetto anche di segnalare su questo la come posso dire, l'impegno che ci ha messo l'amministrazione comunale nella tempestività dei pagamenti. Voi sapete che la legge prevede, salvo quindi accordi diversi con le imprese, di pagare entro 30 giorni, il Comune di Portogruaro paga entro 18,84. Questo rispetto alla situazione è un dato estremamente positivo, nel senso che sarà dovuto a situazioni contingenti, però evidentemente il fatto che il Comune di Portogruaro riesce a pagare in 18 giorni, io credo che, ma non credo che ci siano molti comuni che riescono a avere questo indice di pagamento. C'è una questione legata alla relazione dei revisori del conto, ma credo che ci sia un errore, nel senso che a pagina 21 della relazione dei revisori, quando si parla di stato patrimoniale, nel passivo fa il confronto col 2018, mentre sull'attivo fa il confronto 19-20, nel passivo fa 18-20. È probabile che ci sia un errore di battitura su questo. Io adesso non so se, non vorrei tediarvi tutti, ma io qui avrei, dalla lettura del rendiconto di gestione, parecchie cose da rivedere e da porre, ma non so se come intende organizzare l'assessore la discussione. Andiamo avanti, ognuno dice tutto quello che deve dire e forse mi ci vuole 3 quarti d'ora, ma non perché voglio fare il prezioso, ma perché voglio dire ci sono delle cose che hanno bisogno di un chiarimento. Alcune magari le posso fare anche con gli uffici, da qui alla discussione sul bilancio, insomma io non lo so, vediamo di collaborare assieme, nel senso che potrei, alcune questioni che non mi sono chiare, che non sono poi magari strettamente politiche, cercare di avere dei chiarimenti con la dirigenza, nel senso che ce ne sono parecchie cose che io vorrei chiedere, ma non vorrei, vuol dire, creare problemi ai componenti della commissione e tirarla lunga, insomma. No, io ho visto, le dico l'ultima, dopo mi fermo perché vediamo se mi dà qualche risposta o se decidiamo un po' come organizzarsi per poter entrare nel merito delle questioni. Consigliere Bertoncello, dall'alto della sua esperienza, credo che anche lei convenga che tutte le commissioni servono per ovviamente trovare le giuste risposte alle domande, che in questo caso sono sicuramente molto più tecniche rispetto a altre commissioni, e tutto quanto quello che è l'aspetto politico, ovviamente c'è il Consiglio Comunale poi che ha tutto il tempo necessario per poter sviscerare nel Consiglio Comunale tutti quanti gli aspetti politici. Sì, lei converrà con me, Presidente, che voglio dire, la parte tecnica influenza la parte politica e viceversa, nel senso che voglio dire, una cosa per esempio è l'assessore sicuramente in grado di rispondere se io dico che gli stanziamenti delle entrate ex tributarie sono di 2.742.000, gli accertamenti sono 2.082, quindi è un accertato pari a 75,92, sicuramente l'assessore del dirigente sa rispondermi. Altre cose, evidentemente, forse c'è bisogno, vuol dire, di un approfondimento più puntuale. Comunque, guardi,
per il momento mi fermo qua e dopodiché decidiamo se si ritiene che la commissione possa essere magari anche riaggiornata, se l'assessore ritiene e mi dà, o il dirigente mi dà la possibilità prima del Consiglio di fare alcuni approfondimenti tecnici con la struttura, mi va bene lo stesso. Sui problemi di natura politica, ovviamente, anche perché, diciamocelo chiaramente, questo è un bilancio, voglio dire, che riguarda un'amministrazione precedente, non è l'amministrazione attuale. Quindi, voglio dire, c'è bisogno anche di approfondimenti, proprio perché, voglio dire, stiamo parlando del 2020, quando l'attuale maggioranza si è insediata il 4 di ottobre, è diventata operativa a novembre, insomma. Intanto per il momento mi fermo qua. Certo, grazie consigliere, ma ovviamente quello che ha detto nell'ultima cosa è corretto, ma anche se ovviamente chiedo la possibilità di poter intervenire anche gli altri commissari, ovviamente, no? Certo, certo. No, ma non va. Presidente, mi metto a disposizione di qualsiasi decisione che prenda la Commissione. Non vorrei assolutamente... Mi sembra che voleva intervenire la consigliera Bravo. Sì, buonasera, spero mi sentiate bene perché io ho qualche problema di ricezione. Io la sento. Bene, buonasera consigliere. Buonasera. Allora, siccome mi spiace tornare sempre sui stessi argomenti, perché la sua premessa è sempre la stessa, allora io a questo punto ho qualcosa da ribattere. Spero di ribatterlo per l'ultima volta, perché tornare sempre sugli stessi argomenti non è molto gradevole. Allora, parliamo di imposizione fiscale. Allora, l'ultimo aumento di imposizione fiscale è stato prima che entrassimo noi nell'amministrazione. Quindi l'aumento dell'IMU è stato deliberato nel 2014 ed è entrato in vigore nel 2015. Quindi non trovo corretto che voi ogni volta parliate di questa imposizione fiscale, di abbassamento, quando siete stati i primi... Non mi sono permesso di dire questo. Finisco io e poi... No, perché sinceramente si ripete. Inoltre, la sua premessa, che l'amministrazione senatore ha estinto i mutui, certo che l'amministrazione senatore ha estinto i mutui e avrebbe potuto azzerarli, come lei sa perfettamente, perché lei ha fatto il bilancio. Non poteva azzerarli tutti, perché erano i derivati, perché c'erano i derivati, alcuni mutui sono collegati ai derivati e quindi di fatto non si è potuto procedere per questo motivo, che per carità. Ultima cosa, il mutuo del palazzetto. L'amministrazione ha in qualche maniera appoggiato, ha stipulato questo mutuo mediante questa agevolazione che era prevista dal CONI, adesso non mi ricordo da chi. Quindi non vedo il motivo perché ogni volta bisogna attaccare sul discorso mutui. I mutui sono stati estinti, non è stato fatto bene, non è stato fatto male, questo saranno i cittadini a decidere, però senza sborsare alcunché, senza nessun esborso da un punto di vista di penale o altro. Siamo stati fortunati perché era possibile utilizzare i soldi, bene, siamo stati fortunati, ma siamo stati anche bravi a utilizzarli. Quindi adesso chiudiamo questo argomento mutui, questo argomento prestiti, questo argomento senatore, perché stiamo parlando di un bilancio, per carità, è frutto di anni di amministrazione senatore, però stiamo parlando di un consuntivo 2020. 2020, e lei sa perfettamente, è un consuntivo che non poteva essere gestito in pienezza dalla precedente amministrazione e poteva essere, come dire, utilizzato, poteva in qualche maniera essere gestito dall'amministrazione attuale, perché lei sa perfettamente che entro il 30 di novembre di ogni anno si possono fare le opportune modifiche, quello che si faceva sempre. Ecco, scusate, ma mi sono un po' infervorata perché secondo me bisogna andare avanti, non guardare sempre indietro. Cioè, se guardiamo sempre indietro non saremo mai costruttivi.
motivi. Per costruire bisogna guardare avanti. Scusate. Presidente, Prego, sì. una breve replica. Io non ho parlato di pressione fiscale, non ho detto che l'amministrazione precedente ha aumentato l'IMU, non ho detto nella maniera più assoluta nulla che possa pensare di una critica rispetto alla pressione fiscale. Io le do atto all'amministrazione precedente che non c'è stato, voglio dire, nessun aumento della pressione fiscale in termini, voglio dire, di percentuali e di regolamenti. Lo chiariamo perché io non ho mai detto questo e ribadisco ancora questa sera che questa cosa non mi è mai passata per la testa. Non so se mi sono spiegato male, ma io non ho mai detto che l'IMU è aumentata. Semmai ho affrontato l'argomento sul recupero dell'evasione fiscale, che sono importi rilevanti, e in qualche occasione ho chiesto se era possibile, non se era obbligatorio, se era possibile, in considerazione del recupero delle entrate IMU per verifiche degli anni precedenti, delle somme accertate, bene, se era possibile in una situazione delicata come questa di pensare a una possibile riduzione, ma mai mi sono permesso di dire che l'amministrazione del senatore ha aumentato la pressione fiscale. L'altro argomento sulla riduzione dei mutui, io non ho mai, la riduzione dei mutui li avrebbe fatto qualsiasi amministrazione, anche perché era un'opzione per poter utilizzare l'avanzo di amministrazione in quel momento. Nel caso in cui, voglio dire, non si riducevano i mutui, senza penale si aumentava l'avanzo di amministrazione e quindi bloccava delle risorse, si pagavano interessi passivi e quindi è stata un'operazione, voglio dire, lungimirante. Dico che è stata giusta, dico che doveva essere fatta, dico però che l'enfasi della riduzione del mutuo, per chiarezza, si è potuto realizzare per avanzi di amministrazione che erano stati prodotti dalle precedenti amministrazioni. Io dico questo, non dico altro. Bene la riduzione del mutuo. Se non si faceva la riduzione del mutuo sarebbe stato un fatto grave e anche negativo, perché vuol dire che l'amministratore bloccava di soldi e pagava interessi passivi, visto che c'era anche l'opportunità di ridurlo senza penalizzazioni. E anche per me questo mi pare che serva una volta per tutte a chiudere questo problema. Quando faccio riferimento a un mutuo del credito sportivo, faccio solamente riferimento non perché non era giusto, perché entro nel merito se è giusto o non è giusto. Io sono tra quelli che pensano che una sana amministrazione deve prendere, visto che l'incidenza degli interessi passivi sulla parte corrente è la più bassa di tutto il Veneto orientale, escluso Jesolo, continuo a dire, bene, io credo che l'amministrazione comunale debba prendere seriamente in considerazione la possibilità di fare dei mutui per poter completare e realizzare delle opere. Quindi io dico una cosa completamente diversa. Sì ai mutui quando sono necessari, perché il bilancio del comune lo potrebbe consentire, perché l'incidenza, ripeto, degli interessi passivi, immagino, non ho fatto i calcoli, ma credo che sia intorno all'1%, adesso forse neanche, bene? Quando la legge consente di arrivare a percentuali superiori all'8 o l'8% mi pare, quindi c'è una disponibilità, voglio dire, di fare mutui sulla parte corrente importante e quindi e anche su questo vorrei fare chiarezza, nel senso che io non critico, e ripeto perché non vorrei essere frainteso, che io non giudico negativamente l'amministrazione perché ha fatto un mutuo. Dico solamente che rispetto, ma lo metteremo in consiglio, dico solamente che tra gli obiettivi dell'amministrazione, le rigidità della passata amministrazione era quello che si non doveva fare debiti e che non si poteva fare molti anni, bisognava ridurre. Non so se mi sono spiegato, nessuna critica, non voglio parlare del passato, ci mancherebbe, però alcune sottolineature rispetto, voglio dire, a quello che è successo è l'ultima occasione che noi abbiamo per poterle evidenziare. Dopodiché ha ragione l'ex assessore che parleremo, voglio dire, del bilancio dal 2021 in poi
voglio dire, dell'attuale amministrazione, anche se non possiamo mai dimenticare, voglio sottolinearlo, che è cambiata il sindaco, ma l'amministrazione è la stessa e quindi non è che si possa separare i due in maniera così netta. Per il momento mi fermo qua. Non so se sono stato chiaro, nessuna critica, nessuna roba, solo puntualizzazione. Sì, volete rispondere alle Sì, domande? sì, intanto cominciamo a rispondere a alcune delle domande Sì. del consigliere Bertoncello. Una domanda era relativa, se non sbaglio, alla rendicontazione del fondone che deve essere effettuata entro maggio, fondone 2020, se non sbaglio. La prima domanda che aveva fatto. La rendicontazione è stata predisposta, non è stata ancora trasmessa, giusto? Però, sì, la rendicontazione dopo sarà acquisita direttamente dal sito del pareggio di bilancio una volta che vengono caricati i dati del rendiconto 2020. Su quella verranno inseriti i conteggi fatti riferiti alle minori entrate e le maggiori minori spese che si ritiene di far imputare sulla certificazione. No, Assessore, mi sente? Sì, la sento. No, non è, cioè la mia era una preoccupazione, cioè, ma è solo perché forse io non ho gli strumenti per valutarlo. Se dovessimo avere, è a sua informazione, che se nella rendicontazione rispetto all'obiettivo della legge noi avessimo speso di meno, c'è qualche marchingegno che magari ci condiziona il 2021 sui trasferimenti successivi rispetto alle stesse finalità? Non so se sono stato chiaro. La domanda. Sì. Allora, però se lei mi dice, guardi, i soldi che sono stati trasferiti dallo Stato sul Covid, tra spesi e quelli nel fondo vincolato, voglio dire, coincidono più o meno alle minori entrate o all'intermedia, io mi fermo qua, insomma. Prego, dottor. No, allora, ad oggi quello che verrà rendicontato è quello che è stato impiegato nel 2020. La parte non utilizzata nel 2020 confluisce nell'avanzo vincolato. È quello che ho detto. Perfetto. Con questo avanzo vincolato nel 2021 l'amministrazione deciderà di fare i provvedimenti che riterrà più opportuni. È chiaro che questa parte che residua per il 2021 in parte verrà impiegata per fare delle manovre di sostegno alle imprese, di sostegno alle famiglie. Ma non è questa la domanda. Mi permetta, dottor Datri. Va bene, lo chiarirò con l'assessore o con lei. Non so se riesco a spiegarmi. Io ho una preoccupazione, che siccome, voglio dire, lo Stato ha trasferito delle risorse per minori entrate dovute al Covid, nel caso in cui, voglio dire, i trasferimenti dello Stato sono stati superiori rispetto alle minori entrate, ci sono delle conseguenze rispetto a questo. Chiedo, se voi mi dite di no ho già chiuso. Posso tentare di rispondere? Sì. Stavo dicendo prima che non sono solo per le minori entrate ma anche per le maggiori spese. Lo so bene. Perfetto. Nel momento in cui io ho usato le minori entrate e mi avanzano dei denari, se posso fare delle azioni, maggiore spesa per il comune, a sostegno di imprese, famiglie. Va documentato, questo è il problema. Assolutamente sì, ma come lo documentiamo nel 2020, probabilmente ci chiederanno di documentarlo anche nel 2021. Questo è ovvio che va documentato, nessuno ci regala. Perfetto, va bene. Comunque l'attenzione sull'utilizzo del fondone è altissima. Stiamo cercando di motivare tutti i provvedimenti in modo tale da rendere più facile la rendicontazione, consapevoli che non è facile rendicontare. Perfetto. Grazie. Poi c'era il tema dei residui attivi superiori ai 5 anni. Ovviamente sono rimasti in bilancio perché non c'è ancora il titolo giuridico per eliminarli dal bilancio, però abbiamo il fondo crediti di dubbia esigibilità che sterilizza i residui attivi. Quindi anche questo ovviamente è una posta monitorata. Per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato, c'è un allegato al rendiconto che ne dettaglia gli importi, se può essere d'aiuto per capire. Mi dà la pagina? 71 se non sbaglio.
e c'è il dettaglio di tutti i singoli importi. Ultima cosa, se non sbaglio, dentro nel sito della Fondazione Santa Cecilia c'è l'ultimo bilancio approvato. Sì, ho detto prima che l'ho ricavato dal sito. Sì. L'ho ricavato, ho detto anche che ci sono i 114 di perdita o 104. Adesso mi ha detto che era sbagliato l'indirizzo, ok. Cosa? No, niente, era sbagliato l'indirizzo. Sì, ma al di là del sito, Assessore, voglio dire, nel bilancio consuntivo, voglio dire, tutte sono state allegate i bilanci delle partecipate, escluso Santa Cecilia, a prescindere dal sito o non sito. No, non sono allegate tutte, perché ho visto, no, sono allegate solo quelle che non sono pubblicate nel sito. E hanno processo, sì, avevo verificato anch'io, quelle che non sono pubblicate sono allegate, quelle pubblicate si rinvia al sito. Va bene. Sì, lo dice proprio, perché anche l'ASVO, se non sbaglio, bisogna proprio, se c'è il rinvio al sito ASVO. Ci sono altre domande? No, scusate un attimo. Allora, la pagina 20 della relazione al rendiconto c'è la dinamica delle entrate tributarie nei 3 anni, 18, 19 e 20, e quindi si può vedere, diciamo, tipologia. Ma io credo che nel consuntivo sia legato il bilancio di Veritas, anche quello di ASVO, anche quello dell'Interporto, sono tutti allegati. Allora, credo che ci sia legato solo quello che non è pubblicato. Adesso no, allora, io ho visto, voglio dire, che mi avete allegato quello di Veritas, quello di ASVO, quello di Pollins, quello dell'Interporto, e a me mancava solamente quello del Santa Cecilia, quello di Pollins. Fate una verifica, non è un problema. Va bene, allora, il testo unico dice che si può mettere il link del sito in cui è pubblicato. Può darsi che abbiamo, diciamo, per essere più realisti del re, ci sia stata anche questa ulteriore pubblicazione. Mi sembra strano, adesso verifichiamo questa cosa qua sicuramente. Comunque, eventualmente non è un problema di essere più realisti del re. Lei capisce bene che il problema della fondazione è il problema delle partecipate. No, consigliere, mi perdoni, io mi riferivo solamente alla compilazione del rendiconto, poi i problemi, insomma, mi rendo conto, ma sono vostri, nel senso che noi pubblichiamo i documenti secondo quello che è consentito dalla norma. Quindi se abbiamo aggiunto qualcosa in più, ci scusiamo, vuol dire che siamo andati oltre la norma, ma vabbè, insomma, è un'informazione eventualmente in più e non una in meno, questa è la cosa importante. Volevo tornare un secondo sulle entrate tributarie. Come dicevo, a pagina 20 della relazione al rendiconto c'è tutta la dinamica dei 3 anni. Dalla tabellina che è più o meno a metà pagina si vede quello che diceva lei, nel senso che tra il 18 e il 19 si assiste ad un incremento del recupero dell'evasione. Allora, questo incremento... 821 e 500, 1263 e 900 nel 2012. Perfetto. Allora, questo... Nel 2020. 900 nel 2020. Sì. Allora, l'incremento 18-19 c'è stato fondamentalmente perché c'è stata un'accelerazione legata alla bonifica della banca dati. La bonifica Lo sappiamo. Ho fatto un'altra domanda. Ho chiesto solamente, ma solo per informazione mia, che nella relazione dei revisori del conto, la voce IMU, voglio dire, del 2018 comprende nei 6 milioni sia il recupero dell'evasione IMU anni pregressi, sia dell'anno di riferimento. È una somma totale. Nel 2019, nel 2020, questa somma è separata. C'è l'entrata IMU, se non ricordo male, sono 5 milioni. Adesso mi sono tirato in parte la relazione dei revisori, ma ce l'ho qua. È separata, eccola qua. A pagina 14 della relazione del revisore del conto, nel rendiconto ho chiesto questo io, ma volevo una conferma. Però io le ho risposto cercando di spiegare qual era la dinamica. No, dottor Dati, conosco abbastanza bene, anno per anno. Mi perdoni, consigliere, io vorrei cercare di risponderle perché sennò è inutile che io sia qua. Allora, volevo dirle che io ho cercato di spiegare la dinamica. Quello che fanno i revisori nella loro relazione è un modo che loro scelgono di rappresentare le cose.
Noi rispondiamo dei documenti che scriviamo. I revisori fanno un parere al nostro rendiconto nel quale fanno una serie di considerazioni, ma che nulla diciamo, cambia rispetto a quella che è la predisposizione della documentazione che facciamo noi. Quindi il consiglio che diamo noi è quello di leggere la documentazione che prepariamo noi, uffici tecnici del comune. L'ho letta. Tutto qua, volevo solo dirle questo, insomma. Quindi non so cosa abbiano scritto, hanno fatto una classificazione loro, noi rispondiamo della classificazione nostra. Poi alla fine... Vabbè. Dottor Dati, lasciamo perdere, perché questo mi porta dentro tutta una serie di ragionamenti che non vorrei affrontare in questo momento. Volevo solamente dire, avevo solamente chiesto un chiarimento, tutto lì. A volte, vede, dottor Dati, l'amministrazione deve seguire delle regole, a volte anche pesanti, ripetitive, perché doppioni, perché lo richiede la normativa. I revisori del conto fanno una relazione che spesso e volentieri, per mia esperienza, è più sintetica e che è fatta sui dati che date voi, perché i revisori del conto vengono lì 3 volte all'anno, ma è fatta in una maniera più sintetica. E ai consiglieri spesso e volentieri è più facile, anziché leggere 200 pagine, leggere le 24 dei relatori del conto, che almeno porto una mia esperienza, che è più semplice. Allora, le faccio un esempio, perché allora, se lei prende a pagina 16 della relazione di edittore del conto, io non ho dove si parla, oltre i redditi di lavoro dipendente, a un certo momento c'è interessi passivi. E questo dato, voglio dire, che è estremamente importante, registra 617.000 euro nel 2018, 629 nel 2019 e 133.760 nel 2020. Così messo, io se dovessi andare a riprendermi per ogni opera pubblica gli interessi passivi, ogni mutuo, mi diventa più semplice. Quindi io a volte utilizzo la relazione di revisore di conto perché mi fanno, dove non colgo, non trovo delle risposte sulla relazione, la cerco di trovare sulla relazione dei revisori, non perché voglio mettere in competizione i due, ma perché mi agevola, non so come dirlo. Poi so bene perché si passa da 6,29 a 131 e so bene che nella voce interessi passivi non ci sono il costo dello swap, che non mi si ripeta ancora questo, perché ogni volta che si fa il calcolo degli interessi passivi con lo swap in riferimento alla norma di legge sulla percentuale di incidenza sulle spese correnti, si somma sempre, anche se nel bilancio non ci sono messi assieme, sono separati si fanno sempre il calcolo, perché comunque è un debito, vuol dire che è prodotto dallo swap. Sono stato anche questa volta incasinato, non lo so. No, ma ci mancherebbe altro. Ma io capisco benissimo che la relazione dei revisori possa essere d'ausilio e sia anche più sintetica, perché hanno la possibilità di fare un documento più sintetico. I documenti che facciamo noi, purtroppo, e questo vale anche per noi, l'assicuro, hanno una la capisco. Tematica che ci obbliga ad essere più ridondanti, questo è sicuro. Non siamo liberi, nel senso che una relazione al rendiconto ha alcune informazioni che sono previste dalla norma ed è necessario che ci siano. Tutto qua, insomma, quindi capisco benissimo che possa essere più snello il documento preparato dai... Ma solo per questo, non per altro. Ci mancherebbe. Io ho semplicemente dato un'informazione, forse capendo male la sua domanda, mi sembrava insomma di essere andato nella sostanza. Faccio un'altra precisazione, poi mi taccio, lo dico all'assessore e lo dico alla struttura. Io non ho nessun dubbio sulla bontà dei numeri e del bilancio, non ho nessun dubbio nella maniera più assoluta, non l'ho mai avuto e non ce l'ho neanche questa volta. Il problema vero è che se lo legge come macro aggregati è una cosa, se lo si legge per capitoli è un'altra, e per uno che non ha alle spalle, o un gruppo consigliare che non ha alle spalle una struttura che deve, voglio dire, analizzare 250 pagine, perché questo lo prevede la norma, è un po' più difficile, e quindi la commissione dovrebbe essere un elemento di chiarimento di questo. Però in questa modalità faccio fatica anch'io
Se io fossi lì seduto con l'assessore dirigente, prendo i macro aggregati o i capitoli, la domanda risponde e in mezz'ora abbiamo finito. Da qui è impossibile, non so come posso spiegarmi. Dove possiamo le risposte le diamo, purtroppo la modalità è questa. Io mi rendo conto che i documenti sono tantissimi, sono corposi e la materia è complicata. Questo mi rendo perfettamente conto. Speriamo prima possibile per tutti di poter tornare alla modalità normale, consigliere, è ovvio. Capisco. Di sacrificio per tutti e speriamo che appunto la fase pandemica passi per tutti. Va bene. C'è qualcun altro che aveva delle domande da fare? Io direi allora che possiamo passare al punto successivo. No, Presidente, io ho una domanda legata al conto economico stato patrimoniale, chiamiamolo così, legato con i criteri economici della competenza e non già con i criteri finanziari e patrimoniali per cassa. Anche questo voi sapete che sappiamo tutti e ancora di più la struttura, che questa è una modalità innovativa nella diciamo così, contabilità armonizzata e che rappresenta praticamente e riconduce le variabili, diciamo così, economiche e finanziarie ad una gestione per competenza. Allora, io ho visto che c'è un disavanzo di esercizio di 104, ma non è... Ecco, no, allora volevo, se il dirigente o l'assessore in qualche modo vuole rappresentarci la dinamica, i driver e le componenti che portano a questo risultato e anche il significato di questo risultato, perché noi tutti sappiamo che la gestione finanziaria per cassa ha un criterio, mentre la gestione economica per competenza ne ha un altro. Grazie. No, guarda, accendo il microfono perché altrimenti se non uscire delle carte disturba gli altri. Prego, prego. Allora, adesso ovviamente recupero il conto economico. Se ha analizzato il conto economico raffrontandolo al 2019, vede che forse la componente significativa che evidenzia il maggior scostamento tra il 2019 e il 2020 sono la quota degli ammortamenti, ed è quella che genera una perdita contenuta di 109.000 euro. Il tema degli ammortamenti è un tema che è applicato perché hanno adottato nel 2020 un criterio diverso rispetto a quello del 2019, ammortizzando i beni, se non sbaglio, patrimonio che nell'anno precedente non avevano ammortizzato. Quindi la principale differenza che genera questa piccola perdita è riconducibile agli ammortamenti. Dopodiché su un comune, non so se abbia, come dire, molto senso parlare anche di ammortamenti dei beni, di criteri diversi, però questa è la norma e questi criteri che hanno adottato per redigere il bilancio e il conto economico. Sì, l'applicazione dell'avanzo corrente, sì, giustamente il dottor Filippi mi sottolinea che abbiamo anche l'applicazione dell'avanzo corrente che sostiene dei costi che entrano a conto economico, ma l'avanzo corrente non entra a conto economico, crea un disallineamento e una contenuta perdita di esercizio. Grazie, Assessore. Prego. Grazie a lei, consigliere. Visto che non ci sono altri argomenti, altre domande, passiamo all'argomento successivo. È un primo il riconoscimento del debito fuori bilancio ed è relativo. Grazie a tutti a una condizione su un accedimento IMU. Prego. Sì. No, io faccio solo una breve premessa, lasciando poi nel dettaglio l'analisi dei debiti fuori bilancio per sentenze al dottor D'Apri. Io voglio solo sottolineare che nel bilancio 2020 del Comune di Portogruaro c'è un fondo rischio oneri di 429.000 euro
Il senso del fondo è proprio quello di aver accantonato nel tempo delle risorse per far fronte a degli imprevisti, delle sentenze negative. Quindi tutte queste sentenze e questi debiti fuori bilancio trovano la loro copertura in fondi già creati negli anni precedenti, quindi sono interamente coperti. Questo ci tenevo a dirlo perché su un atteggiamento prudente si è visto nel fondo e oggi quindi c'è la capienza. Lascio nel dettaglio le sentenze la parola al dottor Dacri. Allora, qui si tratta di una sentenza che riguarda un avviso di accertamento che è stato fatto agli eredi di un contribuente defunto che aveva trasferito la residenza e il domicilio in... Qual è il numero? Scusi? No, disturba. Spegnete i microfoni tanto che ascoltate, grazie. Il numero. La 2. È la numero 2. Sì. Non ho capito, mi scusi. Forse il numero. Scusa Renato, avvicinati al microfono. Mi avete sentito? Sì, adesso sì, no, volevo il numero della proposta di deliberazione del Consiglio. Il numero 2, secondo me. La proposta è la 57. Perfetto, grazie. Sul punto 2 dell'ordine del giorno. Allora, come vi dicevo, si tratta di questo accertamento IMU risposto per un contribuente purtroppo deceduto che aveva trasferito la residenza in casa di riposo. Gli eredi hanno fatto ricorso, la commissione tributaria provinciale ha dato ragione al contribuente, insomma, vista anche la delicatezza della situazione, abbiamo deciso di non ricorrere alla commissione provinciale e quindi qui ci sono praticamente il rimborso di quelle che sono le spese, insomma, di lite, tra virgolette, che sono 1400 più 30 più 214 più 68 più 359. Qualcuno avrebbe domande in merito a questo punto? Sì, volevo... Prego. No, stavo cercando di... perché mi ero sottolineato una cosa, ma adesso... perché la sentenza è stata depositata il 12/3 del 2021, se non ricordo male. 12/4/2021, il legale della parte ricorrente ha richiesto... 12 aprile. Quindi sì. Una settimana fa, insomma. No, è che la causa veniva accolta alla commissione con sentenza 255 depositata il 12/3 del 2021 e coglieva ricorso. Sì. Invece il 12/4 il legale formalizzava la... Esatto. Riconosce. Esatto. È una situazione un po' particolare, insomma. Sì. Diciamo che possiamo passare al punto successivo, alla proposta numero 61, visto che vi aiuta il numero, che è relativo a un assegno di maternità, il riconoscimento di un assegno di maternità che aveva avuto qualche difficoltà inizialmente. Sì, anche qua si tratta di una sentenza che ha condannato il comune al pagamento, insomma, di questo importo di 3.000 euro scarsi. Allora, si riferisce ad un ricorso che è stato presentato al Tribunale di Pordenone avverso al diniego che aveva opposto il Comune di Portogruaro all'accoglimento di una domanda di assegno di maternità da parte di una cittadina del Marocco. La motivazione che era stata addotta dal Comune era che la cittadina non aveva il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo. C'è stato, diciamo, uno studio legale, insomma, che ha presentato il ricorso al Tribunale di Pordenone. Nel frattempo l'allora segretario ha fatto un approfondimento e ha notato che in base alle ultime sentenze che erano intervenute negli anni era possibile accogliere richieste anche in favore di madri che fossero in possesso del permesso di soggiorno, non dell'accordo euro-mediterraneo. Di conseguenza, in autotutela ha ammesso questa signora all'assegno di maternità. In questo modo sono cessati i motivi di lite. A questo punto il Tribunale di Pordenone ha confermato quindi che la materia del contendere fosse cessata
e ha chiesto al Comune di compensare per 2/3 le spese di lite e fanno l'importo che avete visto prima, quindi 2.918,24. No, su questo voglio dire, questo era un debito che secondo me si poteva evitare, nel senso che al di là, voglio dire, che lo studio legale Spata ha presentato ricorso il 18/2 e solamente in data 18/8 il segretario ha detto ai servizi sociali che in base alle sentenze doveva essere riconosciuto. E anche questa percentuale di spese legali, secondo me, questo era al di là del tempo della questione politica che non voglio entrare. Questo era un debito fuori bilancio che si poteva anche evitare, nel senso che voglio dire, si poteva chiudere il tutto, voglio dire, senza produrre un debito, insomma, questa è la mia opinione, insomma, poi vai. Io rispondo di una cosa che non so direttamente, nel senso che io vedo il provvedimento per quello che riguarda gli aspetti contabili. Da quella che è la motivazione che è stata indicata dagli uffici competenti, noto però che le udienze nelle quali è stato chiuso a gennaio sono gennaio e febbraio di quest'anno, ecco tutto qua. Okay. Ok, allora passiamo al punto successivo, che è un altro riconoscimento di un altro debito fuori bilancio che di fatto certifica un minor esborso da parte del Comune rispetto a quanto si era preventivato, e qui invece do la parola al dottor Bonora. Buonasera. Parliamo della sentenza che ci ha visto al TAR vincitori, o meglio, il TAR ha riconosciuto la corretta azione del Comune dal punto di vista amministrativo in riguardo alla revoca dell'aggiudicazione alla ditta che aveva vinto il primo appalto della piscina, quindi la revoca per intervenuti motivi e tutti gli atti che si sono susseguiti è stata aggiudicata dal TAR in maniera corretta, quindi il Comune ha agito in secondo norma, ha però di fatto è intervenuto su due punti, uno si esprime su una sentenza su parecchi punti e su parecchi anche motivi aggiunti che la ricorrente ha fatto verso il Comune, riconoscendo l'incompetenza del TAR sulla parte relativa al risarcimento del danno, mentre più che scusate il termine perché la materia legale non è mia, non è proprio esatto il risarcimento del danno, ma il risarcimento del danno, lo chiamo comunque così, mentre sono dovuti il riconoscimento dell'indennizzo dovuto ex legge 241, quindi aver comunque recato un pregiudizio di danno a soggetti che hanno contrattualizzato col Comune. Questo comporta l'obbligo di rifondere da parte dell'amministrazione attraverso un indennizzo. Calcola l'indennizzo secondo i contenuti della sentenza che avete in 28.000 euro, più dopo ci saranno gli interessi più la parte di rivalutazione monetaria al momento in cui andremo a liquidare questo importo. Dopo questo la sintesi, se volete. È buono. Ok, va bene. Se nessuno... Posso? Prego. Ma diciamo che questo argomento credo da parte del gruppo Civici Democratici era affrontato anche in separata, al di là di
di questa situazione sostanzialmente. Però io credo che su questa vada evidenziato alcune cose a conoscenza magari della Commissione, per capire quali sono le motivazioni, insomma, per cui si è arrivato a questo, al di là di tutto. Che nella sentenza, adesso non c'è la pagina, fa riferimento che nella fattispecie si tratterebbe di attività amministrativa illegittima. L'amministrazione avrebbe illegittimamente approvato un progetto esecutivo gravemente carente senza eseguire i necessari saggi esplorativi. Che il danno derivante da tale azione provvedimentale sarebbe stato aggravato dalla condotta tenuta dall'amministrazione nella fase di interlocuzione successiva all'aggiudicazione e alla consegna di lavoro. Anche a tale condotta successiva sarebbe comunque inserita in un contesto di carattere provvedimentale. A un certo momento dice anche, è sottolineato, che la lesione del legittimo affidamento maturato in merito all'esecuzione del contratto derivante dall'avere la questione appaltante indetto la procedura di gara originaria sulla base di un progetto errato senza prima salvaguardare saggi esplorativi sulle strutture esistenti per avere revocato la gara nonostante le interlocuzioni intercorse e la disponibilità del ricorrente. E poi c'è, vabbè, insomma, un'altra considerazione che lo affronteremo. Questa sentenza è abbastanza pesante, voglio dire. Se mi permette, tutta questa parte è quella che poi conclude con l'incompetenza del TAR come giudice nell'esprimersi su questo. Certo, certamente. Però voglio dire, non è che una sentenza fa una fotografia. Al di là di competenza o non competenza, c'è un ordine che ha giudicato che è arrivato a delle conclusioni. Certo. Ma comunque, vabbè, insomma, avremo modo su questo di, come mi pare di capire, di ritornare su questo argomento e lo affronteremo nelle sedi opportune, insomma, nel momento. Può essere d'aiuto ci sono dei passaggi che fa il TAR raccontando la questione in maniera sintetica, logicamente, ma nei dialoghi che ci sono stati da quando è emerso che quel progetto non poteva essere attuato e la redazione del nuovo progetto, ci sono state due condizioni che non permettevano a quella ditta di partecipare o di continuare quell'appalto. Sì, conosco. Quindi, se volete, entriamo anche nel tecnicismo, però ditemi voi. No, per me no, perché io la sentenza l'ho letta e ho messo in evidenza alcuni aspetti, quella del TAR. Dopodiché, insomma, è chiaro che ognuno, voglio dire, darà le motivazioni, lo farà, però voglio dire, io ho messo in evidenza quello che ho trovato all'interno della delibera e la sentenza. Dopo, voglio dire, i consiglieri comunali conoscono abbastanza bene la vicenda della piscina, anche perché credo che siano state fatte 7, 8, 10 interrogazioni. Quindi lo discuteremo nel momento appropriato e ovviamente lei sarà eventualmente coinvolto per le delucidazioni. Certo. Grazie, consigliere Rotoncello. No, io Presidente, mi scusi, prego. Siccome anch'io ho seguito la vicenda, ma evidentemente qua la questione è complessa e in effetti io non ho letto la delibera, me ne scuso, ma sì, non siamo in grado di aver contezza su tutto. Non ho compreso, dunque abbiamo detto che su una parte il TAR, su una parte si è dichiarato come dire, non competente, ma mi pare che abbia espresso una serie di osservazioni, di considerazioni, no? Se non ho capito male. Mentre ha comunque imposto al Comune di Portogruaro il pagamento di un indennizzo. Dico bene? Ecco. Allora, io non ho capito bene perché il Comune di Portogruaro è nella condizione di dover indennizzare l'impresa e per quale motivo, posto che sulle questioni che abbiamo detto non era di competenza, però si è espresso, e però ha ingiunto al Comune di indennizzare. A che titolo e con che motivazione?
Perché il comune ha comunque fatto un atto, ossia la determina di aggiudicazione, ha aggiudicato ad un'impresa un lavoro e quindi l'impresa aveva l'aspettativa di vedere realizzato quel lavoro. Ne cito uno per tutti fra gli indennizi, il mancato utile. Le spese di gara, le scorriamo così, gli oneri fideiussori necessari per partecipare alla gara. Sono tutte motivate comunque. Esattamente, il personale addetto alla gara, il trasferimento, i costi per l'esecuzione dell'appalto, i mezzi e le risorse immobilizzate, le spese generali, instaurazione dello scioglimento dei rapporti con i subcontraenti, quindi va bene, grazie. Grazie. L'attività organizzativa viene riconosciuta come indennizzo. Senz'altro. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Possiamo passare allora al punto successivo, che è un altro riconoscimento di un altro debito fuori bilancio, ed è una sentenza della Corte d'Appello di una vicenda che è storica perché ha tanti anni questa vicenda, no? Prego. Sì, questo si riferisce a un debito fuori bilancio già riconosciuto che riguarda l'indennità di esproprio del campo. A seguito però di una nota dell'avvocato che segue gli eredi degli espropriandi, è stato rifatto il calcolo degli interessi. Nel calcolo degli interessi è stato fatto al momento della liquidazione alla cassa depositi prestiti, perché il giudice ci ha obbligato a versare l'indennità di esproprio alla cassa. Il calcolo degli interessi è stato fatto per differenza rispetto a quanto già versato. Dal punto di vista legale, e questo l'abbiamo verificato anche col supporto dei nostri legali, in realtà va fatto sul totale, quindi pur avendo già versato una parte dell'indennità, il calcolo degli interessi va fatto comunque sul totale. Questa differenza quota circa 2.000 euro, che è 2.800 euro, che è quanto ci chiedono con nota di un paio di settimane fa i legali della parte, riconosciuto che effettivamente nasce da un errore di modalità di calcolo, va riconosciuto e va accantonato e liquidato agli eredi. Dottor Bonora, solo per informazione, si dice una cosa vecchia qui, la cosa vecchia si è chiusa, dopodiché l'avvocato Tania Finocchiaro ha scritto il 29 marzo del 2021, ma che faceva riferimento a una lettera del 17/4 del 2020, dove poneva questo problema. Stiamo parlando, immagino, perché io la lettera del 17/4 non ce l'ho, ho la lettera del 29 marzo che poneva questo problema, però al di là di questo la cifra è abbastanza contenuta e non è questo il problema, nel senso che sono però, dal mio punto di vista, anche sulle motivazioni, dal mio punto di vista io credo che non ho ricordi che ci siano stati così tanti, e siamo solo all'inizio, debiti fuori bilancio. E poi se le realizziamo uno per uno, vuol dire, danno qualche segnale, vuol dire, di poter riflettere sulle cause e sulle motivazioni. E non escludo che c'è una certa, dal mio punto di vista, una certa preoccupazione. Nel senso che anche questa qui, voglio dire, il valore è limitato, le informazioni c'erano, al di là del sollecito dell'avvocato del marzo, dal mio punto di vista, ma posso sbagliare, anche questo poteva non essere un debito fuori bilancio, per la mia considerazione.
poi dirò, non so se c'è ancora l'assessore, lo era inizialmente, qui è stato un errore di calcolo, quindi il debito di bilancio c'era per... Visto, l'ho letto, sì. 135 più gli interessi, certo, è stato un errore di calcolo negli interessi. Fatto... Sì, la colonna interessi sono 5.548 e il totale interessi legali 32.731. No, i giorni sono 5.548, gli interessi legali 32.731, che ce l'ha anche la differenza sta proprio nell'importo, non nel calcolo dei giorni. Il calcolo lo so, l'ho visto. È proprio aver sottratto gli 11.000 euro già versati ai 135.000 imposti. Certo. Sì. Questa differenza moltiplicata per i giorni. No, ma io volevo faccio solamente una considerazione che non ha niente di tecnico, ma abbastanza politico sostanzialmente, nel senso, vedo anche delle date, insomma. Va bene, comunque non è un problema. Andiamo avanti. Poco c'entra con la commissione, probabilmente, la parte politica. Andiamo avanti allora. Come dice lei, consigliere, grazie. Il punto successivo è un riconoscimento di un atto debito fuori bilancio che è relativo al servizio di mensa scolastica. Adesso non so se vuole intervenire direttamente il dottor D'Adri, così. Allora, anche qui provo a spiegare quello che è successo. Allora, ad inizio anno, quindi all'inizio del 2021, sono stati stanziati per questo servizio in bilancio 190.000 euro. Di questi 190.000 euro, 50 erano finanziati, diciamo, con le entrate concorrenti del comune e 140.000 euro derivavano dall'applicazione del fondone. Quindi erano una parte dell'avanzo vincolato 2020 che era, che era residuato dall'utilizzo del fondone. Poi a gennaio il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio di 40.000 euro che si sono aggiunti a questi 190 per arrivare a una concorrenza complessiva di 230.000 euro, e questi 40.000 euro servivano a finanziare una parte della differenza dell'importo che c'era a carico delle famiglie. Se ricordate, l'affidamento che era avvenuto a settembre del 2020 aveva portato da un costo a pasto di 3,90 euro a un costo a pasto di 4,41 euro. Un primo provvedimento del comune si era fatto carico dello 0,01 di differenza e rimanevano quindi 390. Da 3,90 a 4,40, quindi c'erano 0,50. Il comune con questi 40.000 euro si faceva carico della differenza di questi 0,50 fino a giugno 2021. Quindi lo stanziamento finale a bilancio era di 230.000 euro. Di questi 230.000 euro, durante il 2021, l'ufficio scuola ha impegnato, quindi ha blindato, per usare un termine tecnico, 191.000 euro. Questo era l'utilizzo già prenotato. Tutto questo avveniva mentre c'era un'interlocuzione con la ditta per capire quanti erano stati i maggiori costi 2020 indotti dall'emergenza Covid, quindi dal cambio dei protocolli di somministrazione dei pasti legati alla gestione della pandemia. In questa interlocuzione non è stato facile comprendere quanto era il reale importo, e solo a breve, quindi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, si è riusciti a comprendere esattamente quanto era questo importo. Questo importo era di 47.000 euro circa. Di questi 47.000 euro trovano finanziamento dunque nel stanziamento del capitolo non utilizzato. Quindi il debito fuori bilancio origina dal fatto che oggi c'è una fattura per una prestazione in qualche modo già eseguita e che solo oggi la ditta, in contraddittorio con la collaborazione dell'ufficio scuola, è riuscito a quantificare, ma è un debito fuori bilancio che viene completamente coperto all'interno della disponibilità del capitolo di bilancio. Quindi, a dire, non dobbiamo cercare dei soldi da qualche parte, quindi applicando avanzo, applicando fondi rischi o cose di questo genere, ma utilizziamo i fondi che sono già previsti nel capitolo di bilancio, perché solo oggi, al termine di questa analisi, è stato possibile la quantificazione precisa.
Più di questo non credo di sapervi dire dal lato insomma dell'area economico-finanziaria, però insomma è abbastanza complesso. Ok. Che è una... Presidente. Prego. Io, vabbè, adesso il dirigente ha spiegato un po' meglio, è sempre un debito fuori bilancio. Io credo che su questa vicenda, come è a conoscenza il sindaco, il segretario di prima, come gruppo Civici Democratici siamo fortemente occupati della mensa scolastica, seguendo tutti gli impegni che si è preso la Giunta e poi anche impegni del Consiglio. Questo valore però della fattura, se non ricordo male, per le interlocuzioni che io ho avuto con diversi in comune, l'importo si conosceva più o meno, non sarebbe, poteva essere di 40, poteva essere di 39, poteva essere di 50. Però voglio dire, era abbastanza semplice, al di là dei tempi della fatturazione della ditta e di tutte le interlocuzioni con la ditta, i costi aggiuntivi erano abbastanza noti, anche perché l'importo tariffario è riferito al costo ordinario del pasto, non a tutte le attività legate al Covid. Ma a me risulta però, voglio dire, potrei anche verificarlo a posteriori in questi giorni, ma a me risultava e risulta che anche questo era un debito fuori bilancio che si poteva assolutamente evitare, nel senso che l'ho detto prima, insomma, io credo che non ho mai visto nella mia esperienza politica 5-6 delibere di questa natura, e molte di queste secondo me si potevano evitare. Chiudo perché questa è l'ultima delibera riferita ai debiti fuori bilancio, che è vero che o sono sui capitoli o sono sul fondone, però voglio dire, è sempre l'accantonamento viene fatto per imprevisti, per cause. Mi pare che qui all'interno, voglio dire, non ci sia proprio questa caratterizzazione. Comunque lo approfondiremo in sede, voglio dire, consigliare eventualmente su alcune questioni. Però, voglio dire, dovete constatare con me, insomma, che, voglio dire, trovarsi di fronte a... Io vorrei capire cosa pensa il segretario rispetto a trovarsi di fronte a un numero così importante di debiti fuori bilancio. Mi fermo qua. Va bene, grazie consigliere. Quindi possiamo passare al punto successivo, che è un'applicazione di un quota parte dell'avanzo amministrazione 2020. Qua non so se volete venire. Sì? Sì. La proposta è di applicare quota parte dell'avanzo e per quanto riguarda l'avanzo libero un'applicazione di 500.000 euro a finanziare una serie di interventi manutentivi. L'obiettivo quindi è quello di portare dei capitoli di spesa relativi alla manutenzione degli edifici che inizialmente con bilancio e previsione avevamo stanziato in 105.000 euro a 405.000 euro, quindi incrementare il capitolo di spesa dedicato alla manutenzione per 300.000 euro, incrementare il capitolo di spesa che riguarda la manutenzione strade di 200.000 euro. Questo per dare agli uffici nei capitoli di spesa relativi alla manutenzione in considerazione del patrimonio ingente del Comune di Portogruaro le disponibilità necessarie per programmare gli interventi in base a quelle che saranno ovviamente le priorità e le urgenze che emergono durante l'anno. E questa è la prima variazione a valere del fondo libero. Seconda variazione, sempre a valere dell'avanzo libero. Ci fermiamo su questa? Sì, se vuole, sì. Anche perché... Sì, perché noi come gruppo Civici Democratici abbiamo fatto già una richiesta per conoscere in maniera puntuale quali sono gli interventi manutentivi, perché in questa delibera, al di là di quello che giustamente lei dice, voglio dire,
stiamo parlando di 500.000 euro, e questo vuol dire utilizzo di avanzi di amministrazione non può non essere correlato al fatto, voglio dire, che come il gruppo Civici Democratici abbiamo sostenuto, voglio dire, che sarebbe opportuno avere un quadro generale dopo il consuntivo e avere anche una visione complessiva, perché non è che ci possiamo trovare ogni piezo spinto delibere di utilizzo di avanzo di amministrazione senza avere il quadro generale. Questa delibera, che è di 700.000 euro, mi pare di capire, forse 500 più altri 200, sugli altri 200 io non ho nulla da dire, nel senso che ci sono problemi, ma su questo 500 mi pare poco, voglio dire, quello che è scritto, non ci consente, al di là di tutto, di un'affermazione generica o generale, che vabbè, implementiamo i capitoli, però mi pare di capire che è abbastanza impegnativa da prendere in considerazione per quanto riguarda un gruppo di opposizione. Quindi non mi soffermo più di tanto, perché in data odierna, come gruppo Civici Democratici o come consigliere, ho fatto la struttura, ho chiesto i chiarimenti, insomma, il resto io non ho nulla da dire, insomma. Scusa, volevo solo sottolineare che parliamo di manutenzione, quindi quando si parla di manutenzioni si farà un confronto con le aree tecniche, perché interventi ce ne saranno molti da fare. Insieme all'area tecnica andremo a individuare quali sono le priorità, perché è ovvio che non bastano questi soldi, però assieme all'area tecnica andremo a vedere le priorità per poter intervenire sia sulle strade sia negli edifici. Ad oggi stiamo valutando con gli uffici e quant'altro il da farsi, prenderemo le giuste considerazioni dell'area tecnica e dopo faremo la programmazione. Ma in questo momento la programmazione, voi capite bene che la programmazione è molto ampia, non basterebbero 300.000, ce ne vorrebbero, non lo so, ce ne vorrebbero più del doppio o più del triplo. Quindi la nostra premura sarà a breve individuare dove dobbiamo intervenire e come dobbiamo intervenire. Questa con la programmazione dell'ufficio tecnico, insomma. Questo, scusate se sono intervenuto per scusa Marco, una precisazione. Io se l'ho fatta io o il gruppo, non entra nel merito sulla necessità di avere queste risorse. Quello che vorrei sottolineare, ma meglio di me lo può fare il capogruppo, che non essendosi, voglio dire, definito come si fa un investimento, c'è un aumento di capitoli. E allora va bene, ma non è che possiamo adesso, rispetto in presenza di un bilancio di previsione poliennale e un documento unico di programmazione, voglio dire, che è stato dichiarato dall'attuale maggioranza come trascinamento del precedente e che avrà bisogno dopo il consuntivo di un riaggiornamento, un riallineamento e alcune scelte che l'amministrazione comunale deve fare. Ovviamente di 3.100.000 io non vorrei trovarmi, non credo che sia, almeno io non condivido, che dice bene, abbiamo 3 milioni, andiamo in giù, allora intanto ne mettiamo 200 di qua, 300 di là, perché 1 milione lo metto dall'altra parte, quell'altro lo mettiamo nel prossimo anno. Quello che chiediamo, che chiedo almeno, è di essere informati come consiglieri senza mettere in discussione le scelte della Giunta, che sono legittime, però chiediamo, almeno io chiedo, di avere un quadro generale per non trovarmi di fronte a continue variazioni e utilizzo di avanzo senza un disegno generale. È una domanda che faccio, una richiesta che faccio, perché se no non si amministra andando dall'assessore al bilancio e dire bene, io ho bisogno di questo, poi tutti quanti chiedono, poi si taglia, si fa un po', si fa qua, senza avere un quadro generale. Io dico solamente che ho chiesto dei chiarimenti su questo, l'amministrazione risponda, ma non entro nel merito se sono giusti, sbagliati, necessari, non necessari, se questi sono il minimo che si poteva fare, che magari più avanti si può fare qualcos'altro. Non siamo in condizione di valutare questa roba qua.
Germinato, non c'è, il mio atteggiamento non è quello. Io non metto in dubbio quello che mi sta dicendo, io so solo dire che non è che noi siamo improvvisati, facciamo qua, facciamo là, è sempre frutto di una programmazione che oggi la stiamo valutando e vedendo dove dobbiamo intervenire. Non è che siamo avventurieri o siamo gente incapace che da domani mattina... Io non scusi, mi lasci finire, perché il vizio di interrompere. Nessuno l'ha mai interrotta questa sera. Ha fatto un monologo di un'ora e nessuno l'ha interrotta. Lei invece ogni volta che parla un altro ha il vizietto di interrompere. Perché? Perché interrompere? Perché quando interrompi un ragionamento interrompi il senso logico di uno che sta dicendo. E lei è molto bravo a fare queste cose. È molto bravo, è molto scafato, è molto politico. E lo conosco da anni, perché lei interviene sempre quando uno interviene. Quando uno sta facendo un intervento, lei mette sempre una puntina, svia il discorso, fa quello, va di qua e va di là. Mi lasci finire. Le ripeto, non siamo avventurieri. Abbiamo una programmazione, oggi abbiamo l'esigenza di avere questi 500.000 euro che sarà frutto di tutta l'amministrazione, capire dove andranno investiti, ma in quali stabili oggi non siamo in grado di dirlo, proprio perché non siamo avventurieri. Non è che uno vada in ufficio tecnico, a me piace la luna, all'altro le piace il sole e l'altro le piace la stella. Non funziona così. Come vuol far credere a lei in questo momento? Grazie, scusi. Posso? Sì, allora, prima di dare la parola al consigliere Terenzi, che giustamente l'ha chiesta, cerco di interpretare l'assessore Geronazzo della serie dire si accettano suggerimenti di priorità, ovviamente. Prego. Grazie Presidente. No, ecco, io volevo intervenire rapidamente perché è già intervenuto abbondantemente il collega Bertoncello e quindi non ripeto le cose che ha detto e che peraltro per certi versi condivido, anzi, in particolare alcune le condivido proprio. No, c'è il tema, io ho fatto una domanda prima e devo dire che ho ricevuto una relativa risposta. Ho detto, sono rimasto impressionato dell'avanzo di amministrazione, è un importo piuttosto cospicuo. Come intende l'amministrazione in prospettiva futura, in termini di visione prospettica, come intende investire almeno parte di questo avanzo di amministrazione? Ecco, una risposta la sta arrivando ora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, e lo dico all'assessore, e non so se è anche al dirigente, ma non so se interpreto adeguatamente, ed era anche uno dei temi che avevamo posto nella scorsa consigliatura, insomma, dietro i numeri ci sono delle intenzioni, ci sono delle valutazioni. Ecco, allora, la domanda che faccio io, anche per cercare di comprendere l'intervento dell'assessore, ma come sono stati quantificati questi importi? Questi importi sono stati quantificati perché probabilmente è stato espresso un fabbisogno, se no mi domando quale sia stato il criterio che ha portato alla definizione dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione in questa misura. Ma allora se sono stati posti dei fabbisogni, mi chiedo rispetto a quali indirizzi, a quali opere, diversamente uno potrebbe anche dire, insomma, ci chiedete di valutare l'applicazione di una quota cospicua. Il collega Bertoncello parlava di un importo complessivo di 700.000 euro, o 700.000 euro non sono pochi. 500 su questo, il resto... Ecco, ma va bene, facciamo un ragionamento più ampio in termini di risorse più complessive. E mi pare di poter dire che quindi un'intenzione, una valutazione in ordine all'applicazione di queste risorse ci sia. Allora, se c'è, sarebbe opportuno che emergesse, in modo che i consiglieri in qualche modo possano anche valutare in modo adeguato questa misura, che mi pare piuttosto impegnativa rispetto agli importi connessi.
Se posso fare solo una considerazione, nel momento in cui si redige il bilancio di previsione, sapete che purtroppo le risorse non sono mai adeguate e purtroppo nel momento in cui si devono mantenere degli equilibri si è obtorto collo costretti a tagliare temporaneamente alcune voci di spesa, sapendo che per la storia del Comune di Portogruaro, nel momento in cui si chiuderà il bilancio, si verrà a creare un avanzo che ci consentirà di finanziare quei capitoli che sono destinati a una manutenzione ordinaria di strade e fabbricati. E considerando il patrimonio importante del Comune di Portogruaro, si è visto storicamente che certi importi, quindi i 500.000 euro, i 600, i 700.000 euro, sono degli importi minimi per cercare di garantire la manutenzione. Quindi non è un tema di investimenti quanto di conservazione del patrimonio. E gli elementi del passato ci portano a ritenere che c'è un importo di spesa minima. Dopodiché gli uffici tecnici serviranno proprio per determinare la priorità degli interventi e in base alle priorità segnalate agli interventi che si faranno le scelte. Ma dovevamo, ed è giusto comunque, adeguare certi capitoli di manutenzione a degli importi che sono necessari per mantenere il patrimonio e far fronte a delle spese che talvolta sono obbligatorie e anche, come dire, improvvise. Questo è il senso. Dopodiché ovviamente verrà fatta una lista in base alle priorità e a volte le priorità emergono anche durante l'anno. Non è detto che siano tutte, come dire, definite perfettamente a inizio anno. Non è programmazione, è mantenimento del patrimonio. Quindi sappiamo tra l'altro che appunto le risorse nascono dall'avanzo più che dal bilancio previsionale. E nella stessa logica, il successivo, nel senso che tra gli interventi che il Comune deve fare è sicuramente quello di ammodernare e sostituire arredi ormai obsoleti dagli uffici. Chiunque di voi li frequenti se ne è reso assolutamente conto. Quindi l'obiettivo è gradualmente nel tempo di intervenire. Alcuni degli uffici tra l'altro sono stati anche trasferiti all'interno della villa comunale, quindi li dobbiamo dotare di armadi, di arredi consoni e adeguati. Questo è il senso della seconda variazione. Quindi nel tempo si procederà quindi anche alla sostituzione di tutti gli arredi. Se non ci sono domande passo anche alla terza variazione che però ha una natura diversa e questa è a valere del fondone. No, ma scusi un attimo Assessore, io capisco il suo ragionamento, cioè nel senso faccio questa considerazione perché non c'è tempo, non c'è la discussione, utilizzare il tempo del Consiglio, questa è una commissione, quindi è parzialmente vero, nel senso che voglio dire, noi dobbiamo votare questa variazione e concordo con lei che la prassi vuole che il bilancio a un certo momento rispetto alle entrate deve quadrare e quindi bisogna in modo attento valutare quali sono i capitoli di spesa che possono essere ridotti in fase di previsione e eventualmente successivamente a seguito di maggiore entrata implementare i capitoli. Ma questo lo sa chi governa. Se io prendo il macro aggregato delle manutenzioni, l'anno era previsto 230, mi riferisco al capitolo viabilità e infrastrutture stradali, era previsto 230, se ne mette altri 170 per un totale di 400. Per esempio, voi avete la storia e potete dire se questa variazione è coerente con le esigenze e con lo storico. Noi non siamo in grado, noi troviamo 500.000 euro, voglio dire, e non sappiamo da dove viene fuori. Difatti io non sono intervenuto, per esempio, sulla stessa variazione quando avete posto il problema dei 50.000 euro per il finanziamento di misura a sostegno alle imprese e 50.000 euro sempre per la PMI. Nel senso è chiarissimo, voglio dire, e tutti siamo in grado di valutare su questa questione qua, vero quello che dice lei, però sul piano, voglio dire, pratico, non ci mettete in condizione di fare una valutazione, perché poi il problema della gestione è dell'amministrazione comunale, ma una valutazione, voglio dire, su cosa si fa è un problema dell'amministrazione, su perché alcune cose vengono, voglio dire,
previste, c'è bisogno di una motivazione più completa. Questo dico, ma guarda, io vorrei, non so se sono io che mi spiego bene, o se è la lontananza di l'utilizzo di questo metodo. Lo dico anche all'assessore Geronazzo, io non mi permetto di valutare, voglio dire, l'operato dell'amministrazione, faccio una considerazione di ordine politico. Non ho mai fatto quelle affermazioni che mi ha affibbiato l'assessore Geronazzo, nel senso che perlomeno cerco di essere anche un po' educato. Pongo delle questioni, faccio delle valutazioni di ordine politico e mi fermo lì. Per carità, insomma, mi pare che stiamo dimostrando di avere un atteggiamento né di scontro né di, come posso dire, di opposizione preconcetta. Stiamo ragionando, siamo in commissione, ragioniamo, chiediamo, cerchiamo di capire se si è in grado, come ho detto prima, di rispondere in commissione. Ho dato anche l'apertura che nel caso, voglio dire, abbiamo bisogno di approfondimenti, lo facciamo anche a livello con i dirigenti tecnici senza dare peso, voglio dire, discussione in commissione, più di così. Va bene? Ok, va bene. Siamo all'ultimo punto. Passo all'ultimo. L'applicazione, no, c'è un ultimo punto che è l'applicazione dei fondi vincolati del fondone a rafforzamento. L'assessore mi ha saltato prima quando ha parlato di arredi, sì. Si riferiva alla 63? Sì, no, sì, sempre. Sì, la 63. 62, scusi, la 62 ha 3 applicazioni di avanzi. Ha la prima applicazione di avanzo libero di 500.000 euro, sono sempre sulla 62. Okay. Di avanzo libero i 100.000 euro. Certo. L'applicazione di avanzo vincolato con fondone sono 100.000 euro, giusto? Il fondone sempre 100.000 euro. La proposta è, come vi avevo accennato in premessa, di rafforzare il bando che uscirà a maggio a favore delle piccole e medie imprese. No, hai ragione, ok, va bene. Ok, sì, questo non l'ho detto, quindi portando da 160.000 a 260.000. Questo perché, avendo ampliato la platea, vorremmo che il contributo fosse più significativo. Quindi questa è la terza applicazione di avanzo. Posso andare alla quella successiva? Sì. La successiva invece è una variazione di bilancio e che comprende 2 punti. La prima, per quanto riguarda una variazione di 10.000 euro per finanziare le spese per le utenze di impianto natatorio. L'impianto natatorio è stato già consegnato alla ditta che si è dedicata l'appalto e il comune sosterrà le spese dell'utenza fino al momento in cui il gestore inizierà con l'effettiva apertura, e quindi sono stati stanziati 10.000 euro per coprire i costi delle utenze. La seconda variazione invece riguarda invece le utenze del locale centro anziani Pertini, che viene destinato provvisoriamente al centro vaccini, e questa variazione è finanziata dal fondone proprio perché è collegata all'emergenza Covid. Queste sono le 2 variazioni di bilancio. Va bene per me. Come l'ultimo? No. Ah, questo è vero, scusate, è vero, ultimo punto. Sì. Che è l'integrazione del domani sera liberiamo anche il programma biennale di forniture e servizi. Viene integrato il programma biennale di forniture di servizi e per recepire per inserire un affidamento in carico di assistenza alla procedura di conciliazione stragiudiziale per il recupero delle perdite generate dal derivato per un importo di 19.032. Poiché si è previsto che nel caso in cui il legale ottenga nella procedura di conciliazione un vantaggio a favore del comune superiore a 250.000 euro, una fee maggiore di ulteriori 25.000 euro, complessivamente il servizio ammonta a 50.752, che ovviamente la maggiorazione verrà pagata solo con conseguimento del risultato a favore del comune, come detto, superiore a 250.000 euro, viene inserita anche questa nel programma biennale di forniture e servizi 2021-2022. D'accordo con l'assessore.
Nessuno ha domande? Sì, nel senso che questa era una, se non ricordo male, era anche nel passato si erano fatti dei tentativi simili a quelli che l'assessore questa sera sta proponendo. Credo sia una cosa, poi al di là del risultato, credo che sia una cosa doverosa, insomma, importante da parte dell'amministrazione attivarsi per trovare dei contenimenti sostanzialmente sullo swap, mi pare. Sì, penso che sia opportuno quantomeno provare affidando un incarico. Prego, voleva aggiungere, dottor. Dicevo che insomma, sul tema anche la Corte dei Conti in qualche relazione ha fatto intendere più di qualche volta che almeno una ricerca di una soluzione sarebbe opportuna, non tanto aggiungerla, ma almeno provarci. Ecco. Sono d'accordo con quello che dicevano. Certo, circa 7 anni fa, se non ricordo male, avevamo tentato in una situazione completamente diversa, insomma, tentato anche noi di tentare questo tipo di operazione. Adesso i tempi sono cambiati, io spero che ci sia un po' più di ottimismo, insomma, in riferimento a questa azione che io personalmente condivido pienamente, insomma. Io per uno, insomma. C'è una recente sentenza della Cassazione che ha modificato l'orientamento giurisprudenziale al riguardo, quindi potrebbe essere più facile, come dicevo. Molto bene. Io ringrazio ovviamente gli uffici presenti, e anche quelli che sono andati via, e tutti i membri della Commissione. Buonasera a tutti, e quindi domani sera non serve che ci proviamo. Buonasera a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Presidente, non c'è commissione domani? No. Ma era solo questa quella che dovevamo trattare? Sì. Benissimo. Perché avevo sotto mano... Domani c'è la quarta. Sì. Ah, ecco, grazie. No, perché avevo sotto mano il servizio di manutenzione del verde pubblico. No, scusate. Va bene, la ringrazio. Chiedo scusa.